suggerimenti, lato marketing. Quanti di voi hanno una pagina Facebook non personale ma professionale? Ottimo, quasi tutti, perfetto. Il mio suggerimento è all'interno della vostra pagina professionale create l'evento e invitate tutte le persone che ritenete possono essere interessate all'evento. C'è la funzione su Facebook crea evento, molto semplice, e lo create e lo piazzate anche là. Addirittura se volete spingervi oltre potreste investire un piccolo budget per dare visibilità al vostro evento. Ricordatevi un altro aspetto fondamentale, non è che siccome voi inserite su Facebook l'evento tutti i vostri contatti vedono l'evento, assolutamente no. Com'è che Facebook è diventata una delle 5 aziende con capitalizzazione più alta al mondo, una delle 10 se non mi ricordo il ratio perfetto, perché guadagna dalla pubblicità, ok? Quindi quello che dovreste fare è crearvi il vostro evento, investire un minimo budget per dare visibilità e far sì che il target che voi andrete a selezionare su Facebook possa in qualche modo entrare in contatto col vostro evento. La domanda che ieri mi è stata fatta è: ma quanto budget devo investire nell'evento? Non esiste una risposta, esiste una relazione con l'obiettivo. Se il vostro obiettivo è quello di vendere un corso, un programma di 8 sedute per superare l'ansia, e il costo di queste 8 sedute, sparo a caso, è 1000 euro, fate voi i conti di quanto potete investire in marketing per riuscire a portare un potenziale target che poi vi compri questo percorso. Se il corso costa 1000 euro, più le spese di studio, se il corso costa 1000 euro, su questi dovete metterci il vostro tempo, il vostro guadagno, i costi di studio, i costi di ufficio, via dicendo. Diciamo che alla fine vengono fuori 500 euro di costi fissi, sparo a caso sui 1000, non è che voi potete investire altri 1000 euro in pubblicità, se no si iscrive uno, voi ci state rimettendo 500 euro. Quindi il ragionamento che dovete fare è capire, nel caso in cui vogliate vendere un corso o diciamo col parametro economico più semplice, capire quanta parte volete investire per ogni, siete disposti a investire in marketing per acquisire un nuovo utente. Questo è il ragionamento che dovete fare. Quindi non esiste una cifra, vi faccio un esempio nostro, per un evento come è stato Cortina abbiamo investito un sacco di soldi in pubblicità perché era il primo, non lo conosceva nessuno e via dicendo. Su Padova non investiamo neanche un euro dal punto di vista della pubblicità perché lo conoscono già tutti, in 2 giorni facciamo sold out con i biglietti. A Cortina ci abbiamo fatto sold out il giorno prima forse, quindi c'è stato un lavoro di marketing molto più alto, sapendo però bene, avendo bene in testa quanto avremmo potuto ricavare dai biglietti e quanto potevamo spendere in pubblicità. Okay? Utilizzate non solo Facebook, non solo Twitter, ma anche LinkedIn. Adesso dico quasi una bestemmia per voi psicologi, però su LinkedIn io ricevo veramente tante notifiche da chi fa coaching o da chi fa servizi che da un utente profano possono essere visti come quello dello psicologo, ok? Quindi LinkedIn non sottovalutatelo, è uno strumento che ovviamente ha un linguaggio diverso da Facebook, perché Facebook è più pop, è più popolare, ce l'hanno tutti, LinkedIn è più professionale, ma utilizzatelo per questo genere di attività, date risalto e date visibilità a questo genere di attività, anche perché siete percepiti come più professionali, ok? Quindi non sottovalutate questo aspetto. Foto e video. Sull'aspetto marketing avete qualche domanda, qualche curiosità? Quindi abbiamo detto utilizzate Eventbrite per la registrazione, utilizzate MailChimp per popolare e raccogliere sempre di più e implementare il vostro database, utilizzate i canali Facebook e LinkedIn, Facebook sia per dare visibilità all'evento che per crearlo proprio l'evento, LinkedIn per dare visibilità a quello che fate. Se avete un sito web aggiornatelo, sfruttate tutti i canali dell'ordine perché l'ordine è come si dice, è praticamente una cassaforte, utilizzatela più che potete perché è una struttura fantastica che ha ovviamente un numero di follower
che sono esponenzialmente superiori a quelli che ognuno di noi potrebbe avere. Basta. Dal punto di vista del marketing aggiungo solo una cosa: se volete potete utilizzare flyer, brochure, locandine con questa accortezza. Allora, 2 note. I flyer. Qualcuno ieri diceva meglio i flyer o meglio la locandina. Per chi non sa cosa sono i flyer, sono i volantini, diciamo. Meglio il flyer o meglio la locandina? Il flyer te lo do in mano e tendenzialmente lo butti via o lo perdi. La locandina, se è posizionata in posti strategici del paese, della città, del circondario, rimane là per un mese. Quindi voi la vedete una volta, non ci pensate, la vedete un'altra volta e dite: ah, cos'è questa cosa? La vedete una terza volta, vi viene la curiosità, se ovviamente è un tema che vi interessa, di andare a vedere cosa succede o di acquisire qualche informazione in più online. Ok? Quindi, mio suggerimento, e anche per esperienza che ho avuto, se avete un budget che volete dedicare, meglio investire in locandine, sapendo prima che avete chiesto dove andarla a posizionare, perché magari le stampate poi vi dicono no, non potete, piuttosto che in flyer. Ok? Bravissimo, questo era l'altro tool che volevo farvi vedere. Allora, per deformazione professionale io utilizzo tendenzialmente solo strumenti digitali per fare qualsiasi cosa. Nulla vieta che possa essere anche cartaceo. Allora, un aspetto fondamentale è, come vi dicevo, il follow-up, cioè cercare di capire se ai partecipanti del nostro evento l'evento è piaciuto o meno, ok? Per capire come settare gli eventi successivi o anche noi per capire come migliorarci in generale. Lo strumento che io vi consiglio di utilizzare è il form di Google. Allora, il form di Google per le survey è questo. Google Form si chiama. È comodissimo, si chiama proprio Google Form e vi permette di creare il vostro questionario. Facciamo evento, ansia, psicologia, funzioniamo così. E iniziate a strutturare le risposte. La cosa bella è che questo questionario vi permette di avere sia risposte aperte, e quindi risposta a breve o paragrafo, sia risposte multiple, i checkbox, ma anche per esempio la scala lineare. E quindi la domanda quale potrebbe essere? Consiglieresti evento scala da 1 da 1 a 10, dove 1 è assolutamente no e 10 è assolutamente sì. Ok, scusate. Oppure lasciami un tuo feedback su cosa non ti è piaciuto. E lo fai come paragrafo, già Google capisce e lo fa come paragrafo. Ok? Questa cosa qua, questo form qua, fate al massimo 3-4 domande, non tanto di più, alla fine dell'evento lo mandate ai partecipanti. Come lo mandate? Lo mandate grazie alle mail che avete raccolto su Eventbrite. Ok? Volete farlo in maniera più artigianale? Non c'è problema, lo fate cartaceo e lo consegnate alla fine dell'evento. Qual è il tema? Che qua voi avete immediatamente già l'analisi delle risposte. Poi andate su in alto, una volta che l'avete mandato e inviato, avete le risposte. Adesso ovviamente non l'ho fatto in una mandare, non l'ho compilato, però voi immediatamente qua vedete quante persone hanno dato 10, 9, 8, 7 e i feedback o altre domande, questionari che volete fare. Se invece lo fate a mano in cartaceo, vi sfido io poi a fare un minimo di analisi, anche se fossero solo 50 persone, vuol dire che voi dovete dedicare una giornata a
filtrare tutte le risposte, a capirle, a capire quello che hanno scritto e via dicendo. Quindi, come mio suggerimento, Eventbrite per la registrazione, MailChimp per la vostra professione in generale, Google Form per i questionari, sia che fate in generale voi per la vostra professione che per l'evento in termini di survey. Prego. Grafici dopo? Sì, fa anche i grafici. Posso chiedere? Sì. Io posso mandare Google Form con il mio questionario di follow up anche a chi ha un indirizzo mail non Gmail? Assolutamente sì, certo. Ok. Non so, questo per dirti un output, no? Per cui solo chi crea il survey deve avere ovviamente il profilo Gmail. Assolutamente. No, Per gli altri no. Per le domande è questa, per crearlo io devo avere il mio profilo Gmail, ma per inviare e far compilare su Google Form tutti, qualsiasi indirizzo mail. sì. Tu dici dei grafici? Assolutamente sì, qua avevamo risposte. Cioè mi dà una rappresentazione grafica delle risposte. Sì, delle classi. Sì, la istantanea. Però secondo me questa cosa ha dei vantaggi sui grandi numeri, perché sui piccoli numeri, cioè, a me quando arrivano queste cose qua per esempio non si può mai. Ma tu devi dirlo alle persone che sono in sala. Noi per dire adesso stiamo facendo delle Learning Week in giro per le aziende del Veneto e i partecipanti sono 20, quindi meno di quelli che siamo qua oggi, e alla fine di ogni giornata noi mandiamo il questionario e finché non vediamo tutte e 20 le risposte non li facciamo uscire. Uno non risponde, non è che gli spari, però voglio dire, basta dirglielo. Se sono i numeri esigui, anzi è meglio perché ti rispondono tutti, è quando sono in tanti che non puoi obbligare tutti a rispondere. Su. Gli fai fare direttamente al telefonino? Sì, glielo puoi far fare direttamente dal cellulare volendo. Se hai raccolto prima le mail, tu le hai già tutte, quindi a un certo punto, alla pausa, quella che abbiamo fatto prima, io preparo il form e ve lo mando e vi dico ragazzi guardate, vi ho mandato il form via email, per favore apritelo dalla smartphone e completatelo. Avete già le mail prima, lasciate 5 minuti perché ne bastano 2, lasciate 5 minuti alla fine per completarlo e siete a posto. Ok? Questi sono i 3 strumenti che volevo condividere con voi e che secondo me sono fondamentali per l'evento. Ora, condivido con voi altri 2 concetti, dopodiché direi che abbiamo finito e vi lascio i miei riferimenti per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità. Foto e video. Allora, mi raccomando, se fate video che sia bello esposto da qualche parte il cartello dicendo stiamo facendo delle riprese, quindi verranno pubblicati video su canali pubblici. Se fate delle foto e volete... Allora, ieri il Presidente diceva se ci sono minorenni meglio non far foto. Se non ci sono minorenni non c'è problema, è un evento pubblico, se volete essere sicuri al 100% fate firmare una liberatoria all'ingresso dove la gente firma a conoscenza del fatto che verranno fatte delle foto e dei video e verranno poi pubblicati da qualche parte, meglio dirlo, quindi sui social, sul sito, sui canali dell'ordine, su YouTube. Non credo che ne farete grandi altri usi. Posso chiedere, si può integrare in Eventbrite nella policy della privacy? Autorizzazione foto video eventualmente? Questa risposta non so dartela, non lo so. Se si può integrare su Eventbrite questa non lo so, bisogna cercare. Sì, è ovvio che giustissimo. Se è una serata legata appunto alla violenza sulle donne, le foto pacifico che non vengono fatte, o magari le fanno a voi come relatori e basta. Se è una serata invece dove voi vi presentate, non so, qualche corso di formazione, queste cose qua non vedo nessun tipo di problema. Ecco, solo questa accortezza. La fase post-evento in realtà ne abbiamo già un po' parlato. Mandate la survey, se avete fatto delle foto comunicate ai vostri interlocutori che ci sono le foto disponibili, ringraziateli per aver partecipato,
una cosa che fa sempre enormemente piacere, e poi cercate di tenere vivo il rapporto e il contatto, quindi utilizzate veramente MailChimp. Ecco, io spero di avervi fatto passare quello che ci eravamo detto all'inizio, delle pillole su come organizzare un evento. L'abbiamo messo in pratica in parte ovviamente all'inizio, spero di avervi già fatto entrare nel mood di quello che andrete a fare a novembre. I miei contatti, se qualcuno vuole scrivermi, sono jacopo.per... Ecco, questa è una cosa da non fare, mi sono dimenticato di inserirli nell'ultima slide, bravissimo. I vostri contatti assolutamente belli, grandi, i vostri contatti LinkedIn, Facebook, qualsiasi social, email professionale, no. I miei sono jacopo@azzurrodigitale.com. Per qualsiasi cosa mi scrivete Jacopo con la J, punto Pertile @azzurrodigitale.com. Basta, io non avrei altro da aggiungere. Se qualsiasi cosa mi scrivete, in bocca al lupo, ci vediamo sicuramente a novembre, che con Nicolò passeremo a vedere un po' come va, e